E siamo così giunti all'ultimo evento della serata, la settima corsa, il premio ART, Associazione Romagna Ricerca Tumori Onlus, 4.620 euro la dotazione. Andiamo a leggere il campo dei partenti: l'1 Fender Bay, Marino Lovere, il 2 Formidabile CAF, Sandra Brombin, 3 Francisco Benal, Sandro Meragna, 4 El più Aval, Antonio Di Nardo, 5 Furbetto di Gio, Maurizio Visco, 6 Enea DBL, Salvatore Valentino. La seconda fila, 4 Elementi, 7 King of the Rail, Maurizio Cheli, 8 Face to Face SBF, Filippo Monti, 9 il Fox Matley, Alberto Garruto, 10 Eiolo, Vittorio Viti. La macchina si appresta ad accelerare, chiude le ali, partiti. Erpiù a valle davanti a tutti e cerca di contenere Enea DBL, che sembra la più efficace, ma cerca il parcheggio in seconda posizione, cosa che non riesce perché si infila dietro a Erpiù a valle, che ha preso la prima posizione, il numero 10 di Iolo, che si mette in seconda posizione facendo un tagliafuori a Salvatore Valentino con l'NDPL, che a questo punto parcheggia in terza posizione. Rimane a destra Furbetto di Gio con Maurizio Visco, posizione magari non desiderata, ma a questo punto bisognerà poter farsene una ragione. 400 metri, 29,9 per Erpiù Aval, che è il cavallo nettamente più appoggiato al gioco, che sta conducendo e sta anche portando dalla sua anche il fattore cronometrico, perché potrà comandare i tempi a piacimento. Quindi davanti a tutti Antonio Di Nardo con Erpiù Aval, quando sono 600 metri trascorsi in 45,8. Dietro di lui c'è Iolo, partito in maniera assolutamente perfetta, e di fianco a Iolo troviamo Furbetto di Gio. A seguire abbiamo il numero 6 di Enea DBL con a destra Face to Face SBF, mentre invece è rimasto un po' attardato King of the Rail, che deve provare a recuperare questa distanza che lo separa appunto dal cavallo favorito Erpiù Aval. Stiamo per arrivare al chilometro, il chilometro viene raggiunto e la media tenuta è di 1,15,5. Erpiù Aval continua a comandare, adesso incomincia a diventare molto più incisiva l'azione di Face to Face SBF in terza ruota, mentre incomincia a calare Furbetto di Gio. Mantiene la sua posizione Iolo con Vittorio numero Viti, 5 mentre Face Furbetto to di Face Gio SBF deve a questo punto qualificato. difendersi dall'arrivo prepotente di King of the Rail. Quando siamo ormai a metà dell'ultima curva, incomincia a comandare il proprio allievo Antonio Di Nardo. Erpiù Aval cerca di difendersi, si conclude la curva 15,2 per percorrerla. Antonio Di Nardo cerca di sostenere Erpiù Aval, provano ad arrivare King of the Rail, ci prova anche Iolo, ma il tempo non c'è più, quindi vince Antonio Di Nardo, e dietro di lui e Iolo e King of the Rail si gioca la seconda posizione. 1,15,2 la media chilometrica, 1,59 spiccioli per fare i 1600 metri di questo percorso. La vittoria è comunque chiara e netta, quindi il cavallo di Antonio Di Nardo, Erpiù Aval, si aggiudica la corsa. Per come training Antonio Simioli, la proprietà di Angelo Simioli, e questo castrone di 6 anni che ha vinto l'ultimo appuntamento di questa serata, figlio di Oasis B e un'altra Dete. Quindi merito al vincitore di questa corsa, e noi vi diamo appuntamento alla prossima serata qui al Savio, sempre con inizio alle ore 20:45.